Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Siamo giunti anche quest'anno alla manifestazione forse più importante del territorio montagnanese, quello che negli ultimi anni sta riscuotendo un grandissimo successo e una grandissima partecipazione di pubblico. Metà maggio vuol dire per tutti i montagnanesi, ma anche per tantissimi turisti che vengono nella nostra città, vuol dire festa del prosciutto, vuol dire degustazione di questo prodotto tipico del nostro territorio. Tantissime persone hanno partecipato all'inaugurazione, abbiamo avuto tante personalità del mondo politico, del mondo economico. Ci hanno detto cosa ne pensano del prodotto, cosa ne pensano del territorio e di come si potrà ulteriormente sviluppare questa tradizione. Giuseppe e Mauro, siete il ticket che in questi 10 anni ha portato avanti questa manifestazione e l'ha fatta di fatto nascere e crescere. Beh, io penso che i grandi meriti vadano al Presidente Fantini e a tutta la struttura della Proloco. Noi come amministrazione abbiamo solo cercato per quanto possibile, di dare il nostro appoggio, cercando di aiutarli in tutte le maniere, ma i grandi meriti vanno a loro e vanno a un grande Presidente come Mauro Fantini. Noi lavoriamo per la città, per il paese, perciò il connubio amministrazione e Proloco deve essere forte e importante. È altrettanto una manifestazione che vede coinvolte, oltre alle amministrazioni locali, anche tantissime associazioni che lavorano gratuitamente per riuscire a dare un contributo importante alla città di Montagnana e a tutto questo territorio. 14ª edizione di questa manifestazione e la provincia è sempre presente. La provincia ha sempre creduto nel prosciutto veneto, ha cercato di valorizzarlo in tutte le sedi possibili, promuovendone la grandissima qualità e anche cercando di aumentare anche la quantità, pur rimanendo una qualità di altissimo livello. Promuovere ulteriormente a livello nazionale questo prodotto come è possibile? Quali idee ci sono? Il piccolo che fa prodotto di qualità deve unirsi per promuoverlo, perché mi sono resa conto anche andando a Roma e parlando di questo prosciutto che è straordinario, che è poco conosciuto, quindi occorre prima di tutto farlo conoscere e quindi forse se si riesce a trovare il modo di mettersi insieme penso si possa fare qualcosa, perché la promozione a livello nazionale è un guadagno per gli italiani. Noi oggi siamo impegnati come provincia, come assessorato, soprattutto a promuovere i prodotti tipici locali in tutti i modi possibili e immaginabili, perché la nuova politica agricola comunitaria spinge verso un'agricoltura di mercato e quindi, non avendo i nostri produttori la possibilità di competere sui prezzi con gli altri paesi del mondo, bisogna assolutamente che noi puntiamo su quello che abbiamo, che è la qualità, la grande qualità e la specificità dei nostri prodotti. 14 edizioni cominciano a essere abbastanza per un marchio e per un prodotto che vuole ancora crescere e svilupparsi. È vero, la 14ª edizione è un numero importante che neanche si pensava all'inizio, però è anche vero che siamo in continuo aumento, perché noi pensiamo di fare una produzione importante, una produzione di altissima qualità, una produzione inimitabile, perché il nostro prodotto si differenzia notevolmente rispetto alla concorrenza. Per dare ulteriormente slancio a questo prodotto, come si fa a dare più spinta alla commercializzazione? L'anno scorso abbiamo avuto un aumento di produzione pari al 38%, che non è poco, però stiamo facendo una campagna pubblicitaria per televisione, stiamo interessando i media e i giornali che ci stanno seguendo, soprattutto la grossa distribuzione, quella locale e non, stanno apprezzando il nostro prosciutto. Diciamo che tutto questo ci induce a dire il futuro va comunque in quella direzione, la qualità, non si prescinde dalla qualità. Allora voi avete scoperto una cosa, la qualità, perché riuscite a fare un prosciutto che è dolce, perché non si trova del San Daniele come quello che abbiamo mangiato. Direi che il merito di questi signori, e io ancora oggi ho detto al signore, dico, ma io pensavo di arrivare in collina con l'aria, perché Parma li manda di qua, quelli di Udine li mandano di là, ma dico qui non c'è collina, non c'è, ma dove li mandate? Dice, noi ce li teniamo. Quindi vuol dire che non è poi che la chiave del gioco è l'aria, è la capacità.
poi ci sarà anche l'aria, però non è così determinante. La materia prima, come sono stati allevati, come sono stati salati e lavorati. Si può ben dire Made in Italy dalle scarpe alla testa e al nostro prosciutto. A tutte le cose che sono qualità, bello, buon vivere italiano, quello per cui nel mondo ci conoscono, quello per cui non riusciamo a vendere una città murata come Montagnana, riusciamo a proporre una storia che è una storia antichissima e riusciamo a mettere seduto a tavola un prosciutto che è frutto di una grande tradizione, ma tutto questo passa solo se si difende il Made in Italy e io credo che questo sia anche la grande occasione di sviluppo per le giovani generazioni. Molti sono coloro che oggi stanno facendo la scelta di tornare a credere che attraverso l'identità ci siano posti di lavoro, sviluppo e tanta cultura. Per il futuro, per far crescere ulteriormente la potenza e l'importanza di questo evento e di questo prodotto? Sicuramente è importante la commercializzazione, molti anche dei nostri supermercati locali lo stanno promuovendo per la promozione del prodotto locale e ovviamente poi implementando questa festa che è una festa meravigliosa con presenze di pubblico sempre più grandi di anno in anno. La manifestazione quest'anno durerà per 2 fine settimana, come è già successo l'anno scorso, quindi chi non potrà venire questo fine settimana potrà venire anche il 21 e il 22 maggio a degustare questo prodotto. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.festadelprosciutto.it e anche sul sito ufficiale della Proloco di Montagnana www.prolocomontagnana.it. Vi aspettiamo numerosi.